Nella seconda giornata del girone di qualificazione di Coppa Italia, le ragazze del Bardolino Verona travolgono il Trento sommergendolo sotto il peso di 12 gol. Troppo ampio il divario tecnico tra le campionesse d'Italia e la giovane formazione ospite appena retrocessa nella serie cadetta. La corazzata veronese, seppure priva di calibri da 90 come Parisi impegnata con la nazionale Under 19 e le infortunate Gabbiadini e Stefanelli, ha offerto una prestazione convincente con sprazzi di bel gioco e reti di ottima fattura, distribuite equamente nell'arco dei 90 minuti. Sugli scudi il capitano Valentina Boni e la guizzante Venusia Pagliotti, entrambe autrici di pregevoli triplette. Nella prima frazione di gioco dura pochi minuti la resistenza del Trento, con l'esperta numero 1 Bon costretta ad inchinarsi a raccogliere palloni in fondo alla rete per ben 6 volte in appena 31 minuti, grazie alle 3 perle di Boni, al sigillo di Panico che coglie anche un clamoroso palo, al capolavoro di Pagliotti e dal calcio di rigore trasformato da Girelli per l'atterramento di Tuttino. Nella ripresa spazio per il neoacquisto Valetto, che bagna l'esordio con la maglia scudettata, incornando in rete la sfera calciata dalla bandierina da Valentina Boni. La festa del gol si completa con gli altri 2 sigilli di Venusia Pagliotti, il sinistro di Alessia Tuttino, l'incornata di Cristiana Girelli e il rasoterra della caparbia Roberta Dadda. Nel finale di gara da registrare anche l'esordio in prima squadra delle 2 giovanissime primavera Gandini e Mantovani, entrate subito nei meccanismi di gioco delle più titolate compagne. Domenica prossima ultimo impegno soft di Coppa Italia sul campo della formazione bergamasca del Mozzanica, poi si farà sul serio con campionato e champion ormai alle porte. Il divario tra le 2 squadre era evidente, quindi per noi è stato quasi un allenamento, dispiace dirlo perché comunque il Trento è sempre una squadra di calcio, però secondo me il rispetto dell'avversario si vede anche in questo, di non mollare fino alla fine e non prendere la partita sotto gamba, insomma. Abbiamo visto da parte del Bardolino buone triangolazioni, possesso di palla continuo, ci sono stati 12 gol, 3 pali, 11 calci d'angolo, insomma un monologo della vostra formazione. Sì, abbiamo cercato di mettere in atto gli schemi che proviamo ogni settimana, alcuni ci sono riusciti, è bello giocare in velocità con triangolazioni palla bassa come facciamo noi, è anche divertente per noi che giochiamo e il risultato insomma è un po' quello che è. Non vogliamo chiederti di questa partita facile con il Trento, ma un giudizio sulla tua nuova squadra? Il giudizio sicuramente positivo, per me un buon inizio, ringrazio anche le mie compagne perché mi hanno accolto bene e mi hanno fatto integrare immediatamente, ma si vede anche a livello di gioco proprio in campo. Il risultato non è quello che noi cercavamo, alla fine cerchiamo soltanto di trovare il ritmo elevato proprio per le partite più importanti, per le partite di campionato, per le partite di Champion. È chiaro che fai fatica anche tu che sei in campo a giocare contro una squadra che comunque non riesci neanche a superare la metà campo. Si fa fatica molto di più con queste squadre ad avere un ritmo elevato che non con le squadre più forti.